Furti marca senza pace da Conegliano a Breda a Treviso, ladri in azione a Pero, il proprietario di casa viene minacciato con il bastone, principio di incendio in camera da letto per le scintille del flessibile usato per segare la cassaforte. Lo sfogo di una coppia di anziani di Conegliano che ha perso i ricordi di una vita, non c'è rabbia, soltanto tanta paura. Tentato omicidio in via Castelmenardo, questa mattina scattate le perquisizioni a casa di 8 giovanissimi, intanto è polemica tra Mario Conte e il giornalista di Rete 4 Mario Giordano. 3 studenti segnalati alla procura dei minori meno di 2 mesi fa, Castelfranco Veneto, nel loro mirino era finita una prof aggredita e bloccata in auto. Stroncato da un malore sotto gli occhi dei colleghi mentre lavora in fabbrica, tragedia a San Zenone degli Ezzelini, la vittima è un 49enne, Francesco Ponzetta. Esattamente un anno fa l'omicidio di Vanessa Ballana, la giovane mamma di Riese Pio X, stasera fiaccolata in paese per non dimenticare in diretta il corteo. Il dramma dell'abbazia di Vidora, sabato mattina davanti al tribunale di Treviso, sit-in organizzato dai genitori di Alex Marangon per chiedere verità sulla morte del figlio. Lavoratori stranieri in calo nella Marca, la provincia di Treviso non è più così attrattiva, mancano case e servizi, tra 12 anni in provincia mancheranno 40.000 lavoratori. Segnalato alla procura di Treviso al prefetto, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, il motivo aver deturpato i muri della stazione dei treni, si tratta di arte, lo sfogo. Torna uno degli eventi più attesi delle feste, sabato alle 21 in diretta su Antenna 3, il concerto di Natale del coro Stella Alpina dalla chiesa di San Francesco a Treviso. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora i furti in primo piano perché davvero la Marca non trova pace. Quella di ieri sera è stata una serata folle da Conegliano a Breda di Piave, passando per il capoluogo, per Treviso. A Conegliano è stata presa di mira l'abitazione di una coppia di anziani. Questo lo sfogo che ha raccolto la nostra Edi Caliman. Beh, questa qui era la mamma mia, pesa, Questa qui era la porta. Vedi? Tagliata completamente. Il rientro a casa al forte odore di ferro e di bruciato, le stanze messe completamente a soqquadro. Sono ancora increduli e sotto shock i coniugi Marchetti. I ladri hanno fatto visita nella loro abitazione in via De Nicola a Conegliano, poco prima di cena. È entrato in casa alle 5:30 di sera, per poi uscire subito perché sono venuto a ritirare il telefono che avevo dimenticato. Alle 7:20, meno un quarto, sono rientrato e a quell'ora là il disastro. Infatti ho fermato mia moglie anche fuori perché a vedere quello che c'era era una roba da spararsi sinceramente. E poi la paura è anche, pensando stanotte, pensavo se fossi rientrato un'ora prima, mezz'ora prima, mentre stavano tagliando eccetera, come sarebbe andata? Ed è quello che resta della cassaforte dei coniugi dove custodivano i ricordi di una vita. Entrati indisturbati dalla finestra che dà sulla strada e accuratamente richiusa per non destare sospetti nel vicinato, si sono diretti poi nello studio dove hanno agito con il flessibile e setacciato il resto della casa senza dimenticare nessun cassetto. Il sospetto che avessero con sé anche un metal detector. Qui c'era il disastro, per terra c'era tutto nero, il muro, tutto quanto. L'ho fatto nella camera con le biancherie, tutto fuori, che ti senti umiliata dentro. Io non ero capace di andare a letto stanotte. La sensazione è quella di non essere al sicuro in casa propria. Ho rubato della nostra vita tutto, nel senso che sono ricordi, quegli ori, per l'amore di Dio, non sono dei figli della mamma, papà suo, della mamma del papà mio. Più di 7.000 euro il bottino dei ladri, ma difficile quantificare l'esatto valore di ciò che è stato rubato, dalle fedi di matrimonio ai soldi per i regali di Natale dei nipoti, tutto messo dentro una federa di un cuscino e poi portata via. C'è mica rabbia, non ho rabbia assolutamente. C'è una delusione proprio perché a un certo punto c'è gente che lavora una vita, in 5 minuti ti trovi senza niente di tutta la vita e quello o quelle persone che hanno approfittato delle tue cose se la godono, ma non mi interessa per questo, ma è la sicurezza che manca di vivere in casa tua. Non è accettabile una cosa di questo genere.
E non è andata meglio, anzi a Pero di Breda di Piave in via Vittoria c'è stato una raid a entrare in azione, una vera e propria banda, probabilmente dall'est Europa, trovarseli davanti. È stato un proprietario di casa che è stato minacciato addirittura con un bastone. Vogliamo oro e preziosi, gli hanno detto i delinquenti. Infatti ieri sera con i ladri che hanno segato la cassaforte provocando un principio di incendio. A parlare è Elena, la figlia della vittima. Ieri sera mio papà, tornando dal lavoro a casa, si è trovato 3-4 ladri davanti, diciamo, mentre stavano derubando casa nostra. Francesco Marenco, papà di Elena, si trova faccia a faccia con i ladri quando in via Vittoria Pero di Breda di Piave non sono nemmeno le 6 della sera. È appena rientrato da lavoro Francesco, il tempo di scendere dall'auto e vivere attimi di autentico terrore. E gli hanno puntato una torcia contro, quindi quando puntano una luce completamente al buio tu vedi niente. E dopodiché lui ha detto che mentre si stava avvicinando una quarta persona è balzata da questa finestra qua, dalla prima finestra che si vede, è balzata giù. Il proprietario di casa urla, a questo punto i ladri gli rispondono, sono parzialmente travisati, parlano un italiano stentato, l'accento è dell'est Europa. Gli hanno detto solo che cercavano oro e preziosi, dopodiché con un bastone l'hanno circa minacciato, ma solo un ragazzo, che parlavano italiano anche tra di loro, ma non un italiano perfetto. E mentre lo minacciava con il bastone cosa gli dice? Gli ha detto te lo do giù per la testa, ma dopodiché un altro l'ha preso e sono scappati via. Dopo le minacce gli uomini si danno la fuga nei campi, dietro di loro la devastazione, i segni delle scarpe sulle pareti, le camere a soqquadro, ma soprattutto la cassaforte a muro che si trova in una delle camere da letto. È qui che viene usato con ogni probabilità un flessibile. Loro hanno segato questa cassetta e ci sono in principio di incendio sulle coperte sottostante perché il letto era sotto e l'hanno tagliata proprio a metà, ma dentro non c'era assolutamente nulla. Il principio di incendio viene domato dagli stessi ladri con una giacca, ladri che forse hanno anche fatto del male a uno dei 2 anziani cani che si trovano in casa. Molto probabilmente magari per farlo stare in silenzio gli avranno dato un pestone, una botta, perché zoppicava ieri sera, adesso sta già meglio. Resta lo shock per un incontro ravvicinato. Francesco, che la figlia Elena descrive come l'uomo più pacifico al mondo, ha messo un'ascia vicino al letto. Più che altro la sua paura non è stata tanto su di lui, perché magari lui è più vecchio, dice io so gestirlo, ma se c'eri te in casa, comunque la sua compagna o sui suoi figli, c'è più paura di noi che ci facciano qualcosa che non su lui stesso. Però comunque quando una persona ti entra in casa, A, non è mai piacevole, B, non ti senti più sicura. Nel mirino è finita anche un'altra abitazione, sempre in via Vittoria, dove i raid periodicamente si susseguono. Questa signora ha subito un furto nel 2019, da allora non esce più la sera. Disperata perché appunto tutte queste case a contatto con natura così sono più esposte. E i ladri non hanno risparmiato nemmeno i locali pubblici, in particolare un malvivente è entrato al bar Edera di Santa Maria della Rovere, siamo a Treviso città. L'irruzione è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza, ma il furto ha comunque lasciato il segno nei titolari che sui social hanno chiesto scuse ai clienti per i disagi e la riapertura ritardata, dicendo di essere stati molto turbati dall'accaduto, così dunque a Santa Maria della Rovere. Il tentato omicidio di via Castelmenardo, rimaniamo in città. Questa mattina sono scattate le perquisizioni a casa di 8 dei 10 giovanissimi coinvolti nel tentato omicidio del 22enne. Intanto è polemica anche nazionale sulla sicurezza, in particolare tra il primo cittadino Mario Conte e il giornalista di Rete 4 Mario Giordano. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba. Dalla questura sono partite le volanti dirette nelle abitazioni dei giovanissimi coinvolti nell'aggressione e nel tentato omicidio del 22enne, tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Gli uomini della squadra mobile hanno bussato alle porte delle famiglie. Si tratta di ragazzi tra i 16 e i 19 anni. 8 i decreti di perquisizione finalizzati a raccogliere elementi utili alle indagini sui gravi fatti di via Castelmenardo. Perquisizioni che avrebbero consentito di rafforzare gli elementi già raccolti dagli inquirenti durante le indagini, oltre ad avvalorare ulteriori indizi a carico dei minorenni coinvolti nell'aggressione.
È passata una settimana dalla rissa in via Castelmenardo, 10 ad oggi giovani, per metà minori, indagati per reati che vanno dal tentato omicidio alla rapina. Un tema, quello delle baby gang e della violenza giovanile in città, che infiamma da giorni anche la politica. E mentre lo scontro tra Fabio Crea e il sindaco Mario Conte è ancora caldo, ora scoppia una nuova polemica. La troupe di Fuori dal Coro, trasmissione di Rete 4, entra a gambe tese nel dibattito con un reportage nel quale alcuni giovanissimi raccontano di come alcuni ragazzi girino con pistole o altre armi e che si possa ottenere un porto d'armi fasullo. Un taglio che manda su tutte le furie Conte, servizio sensazionalistico che non rappresenta la città di Treviso e che danneggia l'intera comunità, tuona il primo cittadino. È mia intenzione sottoporlo alle autorità competenti per effettuare tutte le verifiche del caso sui contenuti e sulle dichiarazioni. Insomma, c'è aria di denunce che a quanto pare non spaventano il titolare della trasmissione che con un post contrattacca. Dunque a Treviso un ragazzo va in coma per una rissa, andiamo a fare un servizio e assistiamo in diretta ad un'altra rissa con sangue e feriti ed il problema è il servizio e non la sicurezza in città? Caro sindaco, la credevo più serio, invece è diventato un politico della peggior specie. Sempre per la cronaca, sempre giovanissimi, 3 studenti sono stati segnalati alla Procura dei minori meno di 2 mesi fa. A Castelfranco Veneto, nel loro mirino, era finita una prof. In occasione di una manifestazione di protesta degli studenti all'istituto, alcuni studenti avevano impedito a una insegnante di entrare. La prof bloccata in auto mentre cerca di entrare a scuola, il gruppo di giovanissimi che le impedisce di uscire e arriva a scuotere il veicolo, costringendola sotto shock a diversi colpi di clacson e alle urla per attirare l'attenzione. È il 24 ottobre scorso all'Istituto Barsanti di Castelfranco e quella che era nata come una manifestazione di protesta sfocia in un'aggressione che vede coinvolti soprattutto 3 studenti tra i 14 e i 16 anni che ora vedono pagare cara la bravata. Denuncia e segnalazione alla Procura dei minori per violenza privata. Un episodio che aveva destato molta preoccupazione nella scuola e tra i genitori, portando alla necessità di un confronto sui metodi di protesta e sul rispetto delle regole all'interno degli istituti. Lo sciopero era stato organizzato per esprimere il dissenso contro la decisione della scuola di modificare l'orario della ricreazione, ma al momento di metterla in atto i 3 giovanissimi hanno superato i limiti. Soltanto l'intervento di altri 2 studenti, richiamati dalle urla dell'insegnante e dai colpi di clacson, aveva consentito di sbloccare una situazione diventata di minuto in minuto più grave. A incastrare i responsabili, come spesso accade, anche la loro voglia di mettersi in mostra in rete. Attraverso le immagini che tra l'altro erano state pubblicate poi dagli stessi studenti su YouTube siamo riusciti a risalire a questi 3 giovani. La loro posizione sarà voltata dalla Procura dei minorenni. Malore improvviso, è morto un operaio di 49 anni a San Zenone degli Ezzelini. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei colleghi e dello stesso titolare. È morto stroncato da un infarto questa mattina mentre lavorava in fabbrica alla Metal Press di San Zenone degli Ezzelini. Francesco Ponzetta, operaio di 49 anni, originario di Lecce ma residente nella Marca, ha accusato improvvisamente un forte malore prima di accasciarsi a terra tra lo sgomento dei colleghi che sono immediatamente accorsi ad aiutarlo. A praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo del suo M118 è stato Stefano Colbertaldo, titolare dell'azienda. Il primo soccorso è stato fatto da 2 miei dipendenti e poi sono intervenuto io sono andato avanti fino a quando non è arrivata l'ambulanza. L'ambulanza ha proseguito di più di un'ora e poi hanno constatato il decesso, tutto là. Lui è stramazzato al suolo mentre stava lavorando su una macchina normalissima. La voce rotta dal dolore e dalle lacrime, perché Ponzetta era uno di famiglia, un lavoratore ben voluto da tutti che da oltre 10 anni prestava servizio alla Metal Press. Non era uno di famiglia ma quasi, perché l'avevo aiutato. Ma noi siamo un'azienda piccola, metalmeccanica, e era ben inserito, un gran lavoratore, un padre di famiglia, aveva un figlio maggiorenne. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della stazione di Asolo Fonte che hanno preso in carico la situazione avvisando i familiari della vittima.
La notizia ha colpito duramente tutta la comunità locale che si è stretta attorno alla famiglia dell'operaio, con il sindaco Fabio Marin che ha espresso a nome suo e dell'amministrazione comunale cordoglio e vicinanza ai familiari. Il sindaco ha voluto dedicare anche un pensiero ai titolari e ai colleghi dell'uomo deceduto che hanno assistito alla scena e tentato inutilmente di rianimarlo. Andiamo subito a Riese e Pio X, dove è appena iniziata la fiaccolata dedicata a Vanessa Ballan. Esattamente un anno fa l'omicidio della giovane donna. Come sapete c'è un uomo in carcere, tutta la comunità si sta stringendo attorno alla famiglia. Ci sono in corso degli interventi, le immagini che vedete sono quelle del nostro Simone Merlo che si trova sul posto. Tante le persone, come vedete, con le fiaccole in mano, tutti a ricordare Vanessa Ballan. Le immagini che vedete sono relative a Casa Riese, fra poco il corteo partirà. Colleghiamoci e sentiamo cosa sta accadendo. Se io non voglio, tu non puoi, anche se sei il mio tipo, anche se prima mi andava, ma poi ho cambiato idea. Anche se ho bevuto troppo, anche se non ti ho detto di no, ma nemmeno sì, anche se lavoriamo bene insieme. Anche se non sono in me, anche se non mi muovo, anche se prima ti ho detto sì. Anche se sei il mio capo, anche se ti ho sorriso, anche se ci siamo baciati. Anche se ho messo la minigonna, anche se ti ho invitato a salire, anche se siamo stati insieme tanti anni. Anche se ti ho detto ti amo, anche se sei più forte di me, anche se non sto gridando. Anche se ti ho dato il mio numero, anche se ho accettato il tuo regalo, se io non voglio, tu non puoi. Se tu non vuoi, io non posso, anche se sono il tuo capo, anche se non mi hai detto no. Anche se ci divertiamo assieme, anche se non stai urlando, anche se mi hai detto che ti piaccio. Anche se stai in silenzio, anche se ci sentiamo spesso, anche se mi piace. Anche se amiamo le stesse cose, anche se non mi stai fermando, anche se siamo stati insieme tanti anni. Anche se prima era sì, anche se mi hai detto ti amo, anche se mi hai dato il tuo numero. Anche se mi hai sorriso, anche se mi hai invitato a salire, anche se questa sera eri vestita così sexy. Anche se sei ubriaca, anche se stiamo insieme da sempre, anche se facciamo tutto insieme. Allora rientriamo per un attimo, ripercorriamo la vicenda. Scusa Tony, sentiamo ancora cosa sta accadendo. Silenziosa verso la chiesa. Vi chiederei di provare a fare una cosa, chiederei a un primo gruppo di iniziare ad avvicinarsi in modo di far stare nel centro i familiari e le autorità e poi il resto. Ecco, rientriamo, grazie Tony Esposito dalla regia, grazie a Simone Merlo. Noi continueremo a rimanere a Riese Pio X e ripercorriamo la vicenda della povera Vanessa Ballan nel servizio di Daniela Sizia. È passato un anno da quel terribile giorno quando Bujar Fandaj, quarantenne di origine kosovare, fece irruzione nell'abitazione della giovane mamma, accoltellando la morte con 8 fendenti. Un anno di dolore e disperazione per la famiglia e per la comunità intera, ancora attonita di fronte a tanta violenza.
Vanessa Ballan, 26 anni, incinta di quasi 2 mesi e mezzo, venne trovata priva di vita nella sua casa a Spineda di Riese Pio X dal compagno Nicola. A colpire la donna il 40enne kosovaro con il quale Vanessa aveva avuto una breve relazione. Una storia che l'uomo non voleva chiudere, tanto da costringere la 26enne a denunciarlo per stalking, revenge porn e altri reati. Ma lui non si era mai arreso fino a quel maledetto giorno quando, armato di un martello, sfondò la finestra della casa ed entrò in mano 2 coltelli. Vanessa non poté nulla di fronte alla furia omicidia di Fandai. L'uomo è detenuto presso il carcere di Treviso in attesa della prima udienza fissata per il 12 febbraio. Il 40enne deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, porto abusivo di armi e violazione di domicilio. Con queste accuse l'uomo rischia l'ergastolo. Vanessa era una ragazza semplice, amante della vita. Il fratello Nicola alcuni giorni fa aveva parlato della sorella. Per noi un vuoto immenso. Vanessa era questo. Vanessa era una persona davvero semplice e che in realtà a me ha insegnato proprio questo, il sorriso, e io la ricorderò sempre per questo. È iniziata la fiaccolata preceduta dagli interventi che in parte avete sentito a Riese Pio X, è iniziata da Casa Riese, si sta portando verso la chiesa dove sarà celebrata una funzione. Colleghiamoci in diretta, le immagini sono di Simone Merlo. Una marcia silenziosa, una fiaccolata silenziosa per non dimenticare Vanessa Ballan e questo omicidio che ha sconvolto la Marca occidentale, non soltanto la Marca occidentale, avvenuto a poche settimane l'anno scorso dall'altro femminicidio, quello di Giulia Cecchettin. Come vedete le persone sono tante, sono decine, sono centinaia. I residenti di San Zenone non soltanto presenti a questa cerimonia nonostante la pioggia battente, fiaccole, ombrelli, un silenzio imperante proprio per non dimenticare questa ragazza, quella che vedete è via Don Gnocchi, il corteo è partito per l'appunto da Casa Riese, una manifestazione, una serata dedicata a Vanessa da parte del comune, da parte della parrocchia di Riese. Avete visto tanti interventi, c'era anche quello dell'ex sindaco di Riese, Matteo Guidolin, primo cittadino proprio l'anno scorso quando la comunità venne sconvolta da questo delitto. Le immagini, ripeto, sono di Simone Merlo. E noi rientriamo in studio, un'altra vicenda, quella di Alex Marangon. La famiglia ha annunciato per sabato mattina un sit-in davanti al Tribunale di Treviso, sede della Procura. Ci troveremo dalle 10 alle 13, ha annunciato Papaluca, nel gruppo creato per chiedere verità e giustizia per Alex Marangon, ringraziando tutti coloro che vorranno unirsi a noi per supportarci e sostenerci. L'obiettivo è quello di tenere alta l'attenzione sulla morte del barista 25enne di Marcon, trovato morto sul fiume Piave dopo aver partecipato a un raduno sciamanico a fine giugno all'abbazia Santa Bona di Vidorra. Per quel caso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Dalla cronaca ai temi dell'attualità, per il 19° anno la Caritas di Treviso presenta il rapporto sulla presenza di stranieri residenti nella Marca trevigiana. I dati di quest'anno fanno capire che l'andamento sta radicalmente cambiando. Sempre più difficile trovare una casa, il costo della vita che continua a crescere, il fenomeno ormai diffuso del lavoro povero e così per la Marca trevigiana è crisi di fascino per gli stranieri. Questo territorio è sempre meno attrattivo, il numero dei residenti stranieri cala continuamente. Lo dice il 19° rapporto sulla presenza di stranieri presentato dalla Caritas. Quella che era la prima provincia del Veneto per numero di stranieri residenti ora è scivolata al 3° posto, dopo Verona e Padova. I dati Istat che si riferiscono al 2023 parlano di 89.366 stranieri nella Marca, il 3% in meno rispetto a 2 anni prima. E rispetto alla necessità di presenza dal punto di vista di forza lavoro, ma non soltanto di forza lavoro, anche di dinamica sociale e
demografica, rischiamo di avere un problema e si manifesterà nel prossimo futuro anche come difficoltà di sostenere il sistema sociale e produttivo del nostro territorio, quindi il bene comune di tutti. I paesi rappresentati sono 150, i principali Romania, Cina e Marocco. Quanto alla scuola, gli alunni stranieri sono quasi 18.000, in crescita, e il 14% del totale. Di questi, il 71% sono nati in Italia. I nuovi nati per quanto riguarda la popolazione straniera sono meno di 1.000 riguardo a tutto l'anno 2023, quindi è la popolazione straniera quella che tiene alto, diciamo, la quota dei nuovi nati ed è ascrivibile totalmente alla popolazione italiana invece il degiovanimento della popolazione. Una provincia complessivamente meno attrattiva per gli stranieri, dunque, che sempre più numerosi aspirano a lasciare l'Italia. Un calo che si ripercuote sulla natalità, sulla popolazione scolastica e sul mercato del lavoro. Rimaniamo su questo rapporto molto significativo, perché tra 12 anni in provincia di Treviso mancheranno ben 40.000 lavoratori. Il calo di residenti stranieri nella Marca trevigiana, indicato nel rapporto della Caritas, si ripercuote anche sul mercato del lavoro, creando preoccupazioni alle aziende. Gli stranieri occupati nel 2023 erano 53.548, il 13% del totale nella provincia di Treviso. Di questi, l'89% sono dipendenti, ma i numeri sono in calo e preoccupano per il futuro. Abbiamo fatto una proiezione sul futuro. E sul futuro vediamo come nei prossimi 10-12 anni in provincia di Treviso mancheranno circa 40.000 lavoratori. Il contesto economico ancora incerto, la criticità nel reclutare manodopera, situazioni influenzate in negativo dalla difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro e dal calo demografico, sta nettamente riducendo il bacino di lavoratori disponibili. Perché se la provincia di Treviso riesce a offrire 40.000 posti di lavoro, una parte rimarranno liberi. L'unica possibilità che abbiamo è puntare sui lavoratori migranti, che sono diventati una necessità per garantire il nostro stato sociale. Ci siamo resi conto che oggi mancano quelli che definiamo i servizi che si comincia dall'abitare, perché non basta più offrire un posto di lavoro, ma poi serve una casa dove vivere, servono dei servizi per la famiglia, per il trasporto e quant'altro. Purtroppo a oggi siamo resi conto che altre regioni a noi limitrofe offrono questi servizi. Necessaria ora l'alleanza con le aziende che denunciano da tempo la mancanza di manodopera, partendo da una chiara politica abitativa, rilancio degli alloggi pubblici e puntare sugli affitti dei privati che chiedono garanzie. La cronaca ancora: potrebbe essere stato il malfunzionamento di un'asciugatrice a provocare il vasto incendio in una casa colonica in via Parisotti ad Asolo. Nessuna persona, va detto, è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati da Montebelluna a Castelfranco e dal locale distaccamento volontario con 3 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala, per un totale di 15 operatori, hanno lavorato per tutta la giornata. Le fiamme sono divampate per l'appunto in questa casa colonica disabitata alle 12.45 e 12.50 circa di oggi. E noi ritorniamo con le immagini di Simone Merlo a Riese Pio X per la fiaccolata in memoria di Vanessa Ballan. Sentite le campane della chiesa di Riese Pio X suonare, perché fra pochi minuti partirà la messa in memoria di Vanessa Ballan. Le immagini di Simone Merlo, vediamo. Pio X, questo è il lungo corteo, la lunga fiaccolata su via Don Gnocchi, partita appunto qualche minuto fa e che vi abbiamo documentato. Torneremo su queste immagini e sui tanti significati di questa serata nel corso delle prossime edizioni. Noi abbiamo ancora tanto da raccontarvi da Spresiano a Treviso, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco.
Di nuovo in diretta andiamo a Spresiano, dove dobbiamo raccontarvi di una vicenda per certi versi paradossale, perché è stato segnalato alla Procura della Repubblica e in prefettura il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Il motivo? Aver deturpato i muri della stazione dei treni, ma è un fraintendimento. Sentite. Attorno alle mura della stazione dei treni di Spresiano si sta consumando un vero e proprio scempio dei beni dello Stato, con la complicità del sindaco che ne permette l'imbrattamento, causando un brutto vedere da chi arriva da fuori, segno di indecorosa tenuta del territorio. Firmato Cittadini di Spresiano. È il contenuto dell'esposto arrivato via PEC all'indirizzo del sindaco Della Pietra. No, sono fortemente infastidito, ma anche perché non ti firmi Cittadini di Spresiano. Cittadini di Spresiano vuol dire tutto il paese. Io, guardate, ho avuto manifestazioni di stima e di gioia e continuo a averne riguardo quei graffiti. Per cui, ecco, firmati alcuni cittadini oppure scrivi nome e cognome, che è anche più facile, così sappiamo chi siete e magari ci troviamo qua e facciamo due chiacchiere assieme. Lo sfogo arriva direttamente dal sindaco, che si è affidato ai social per denunciare quanto accaduto. Un attacco sferrato non tanto al primo cittadino, dice, quanto a un progetto di riqualificazione del territorio. Dovrebbe essere capito il progetto, lì c'è una progettualità in atto. Noi abbiamo chiesto alle Ferrovie dello Stato se potevamo utilizzare i loro muri per fare questo tipo di street art. Chi ha fatto questi lavori è un noto artista del settore che gratuitamente si è messo a disposizione, ma no, tutto ciò è prodromico a una progettualità che inizierà con il prossimo anno per i nostri giovani che volessero avvicinarsi a questo tipo di arte per appunto dare sfogo alla loro creatività. L'invito del sindaco resta quello di contattarlo. Poi onestamente da sindaco la cosa che un po' mi infastidisce, lo si faccia in forma anonima. Farlo così secondo me insomma è poco dignitoso e non dico che nasconda una malafede di fondo, però anche sì. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso per vento forte e ha dichiarato la fase operativa di attenzione da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell'intensità del vento dalla mezzanotte e fino a sabato sulle zone montane e pedemontane. È previsto vento forte anche sulla costa e pianura limitrofa, in particolare nel Veneziano, Basso Trevigiano, pianura sud-orientale dalla mezzanotte fino alle ore 14 di domani. Così dunque sul fronte del meteo. E noi adesso ci occupiamo della nostra programmazione, del coro Stella Alpina. Sabato sera vi trasmetteremo in diretta a partire dalle 21 il concerto di Natale dalla chiesa di San Francesco. È iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dai trevigiani, il tradizionale concerto di Natale del coro Stella Alpina, che si terrà nella bellissima cornice della chiesa di San Francesco sabato 21 alle 21. Partirei con dire i due numeri più importanti del coro. In questo momento il coro ha 75 anni ed è l'anno del 75esimo, abbiamo iniziato con voi l'anno scorso e 55 edizioni di questo concerto di Natale. Un grande successo che si ripete ogni anno, con la chiesa piena di gente ed un silenzio surreale quando il coro inizia a cantare. Quest'anno cambia repertorio, sarà all'insegna della varietà di autori. Ma sarà monotematico, cioè canteremo solamente canti collegati alla tradizione natalizia, proprio partendo dalla nutrita varietà di autori, da Pigarelli, Dionisi, quindi avremo un repertorio molto vasto. Antena 3 seguirà in diretta per voi il concerto per portare nelle vostre case la voce e i canti di Natale del coro della Stella Alpina. Un'emozione unica che riesce a coinvolgere tanti giovani ma anche tanti bambini. Sono abituati ad ascoltare pop, rock, rap, trap, tutte queste musiche moderne. Ascoltare un coro che canta da solo, senza strumenti, già questo non è così scontato, e con più voci, ecco, nella loro semplicità li sorprende. Questa è una delle cose che mi piace più notare quando siamo a San Francesco. Sabato alle 21 il coro Stella Alpina, composto da 22 coristi, vi aspetta nella chiesa di San Francesco per rendere memorabile questo Natale 2024.
Quindi appuntamento sabato 21 alle 21, facile da ricordare. Adesso lo sport, il rugby, archiviata la bella vittoria in Coppa, i Leoni del Benetton già pronti alla sfida di sabato pomeriggio al Monigo, c'è aria di derby. Le settimane di 2 derby sono sempre settimane complicate, importanti, sempre un grande obiettivo per la stagione. E le zebre penso siano abbastanza in fiducia dopo questo inizio di campionato, le 2 partite di Challenge Cup, quindi arriveranno qua veramente per metterci in difficoltà. La spinta per riprendere in campionato viene dalla vittoria rigenerante in Coppa contro il Bat, che ha fatto vedere un Benetton coriaceo e capace di reggere gli urti mantenendo la concentrazione fino all'ultimo secondo. Servirà questo connubio sabato a Monigo per il primo dei 2 derby natalizi contro le zebre di Parma. Noi dovremmo essere bravi a stare ordinati nel nostro sistema, attacco-difesa, e per metterli in difficoltà come sappiamo fare, come il nostro piano di gioco da inizio stagione, senza cambiare niente. Per Alessandro Garbisi l'obiettivo oltre alla vittoria è quello di essere un punto di riferimento della squadra, un qualcosa che anche il ruolo di mediano di mischia comporta. Massima attenzione ai punti di forza delle zebre. Nel gioco rotto è dove esprimono le loro maggiori pericolosità, e quindi dal nostro punto di vista dobbiamo essere bravi a non dargli palloni facili da giocare, quindi turnover o calci sbagliati. Andiamo adesso a Belluno. Neve permettendo la vigilia dell'avvio della stagione invernale coincide con la presentazione dell'assetto della rete di emergenza e assistenza sanitaria. Un test importante, il prossimo, l'ultimo prima delle Olimpiadi del 2026, come ci racconta Tiziana Bolognani. 2 elicotteri, il secondo operativo dal 20 dicembre al 20 gennaio, 15 ambulanze e un esercito di oltre 160 professionisti della rete di emergenza e di assistenza sanitaria. Assetto preolimpico, quello che l'Ulse Dolomiti si appresta a testare nella stagione invernale 2024-2025, l'ultima prima del grande evento 2026. Vogliamo testare sul campo quella che è la rete dell'urgenza e dell'emergenza, che poi sarà appunto messa in campo, ulteriormente potenziata per quanto riguarda l'evento olimpico. Quindi occasione importante per testare questa rete che anche quest'anno abbiamo voluto, come dire, sviluppare al meglio. Le previsioni indicano un andamento parallelo rispetto allo scorso anno, quando si contarono picchi di un centinaio di missioni al giorno, 1735 delle quali in pista, e il 60% di queste risolte con l'ausilio dell'elicottero del SUEM. La forza è la squadra? Ma assolutamente sì, mettiamo in campo ogni giorno quasi 200 persone, sono persone altamente specializzate, con un profilo professionale molto alto, e quindi la squadra è una squadra pronta, fortemente integrata tra le sue componenti. In campo, oltre alla pattuglia dei volontari e dei sanitari, anche il personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. A Cortina abbiamo un impiego importante di soccorso piste, che ovviamente valuta sia la salute degli sciatori sia anche un aspetto di pura sicurezza. L'impegno anche quest'anno sarà numericamente massiccio, e questo per garantire a tutti quanti di godersi le vacanze. Siamo un'ottima squadra formata da diverse istituzioni che collaborano sinergicamente e strettamente per raggiungere la massima efficienza dal punto di vista del soccorso, perché noi siamo al servizio del cittadino e per il cittadino. Un ringraziamento di forma, di sostanza e di cuore il commissario del BEN l'ha riservato a Alex Barattin, capo delegazione del soccorso alpino bellunese a scadenza di mandato. Da Barattin il consiglio agli appassionati del fuoripista. Sonda Palarva, e soprattutto saperli utilizzare. Leggete bene il bugiardino che vi spiega bene come utilizzarlo, e laddove potete partecipare a dei corsi di formazione fatelo, perché bisogna provarli in tempo di pace, simulare l'attività, perché poi quando cade l'evento fortuito non programmabile destabilizza chiunque, anche il miglior professionista. Il futuro degli impianti di risalita in Neve Galla, stamattina incontro in provincia per dirimere le questioni legate al progetto della sciovia delle Erte e al mancato rinnovo del nulla osta per l'impianto del Col Toronto. Sempre Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi.
Siamo d'accordo con la provincia che presenteremo a breve il piano di sviluppo anche dal punto di vista impiantistico e anche dal punto di vista delle piste. Il Col Torrent è effettivamente in programma. Il mantra per il Colle, oramai consolidato per chiunque abbia gestito gli impianti, è la corsa contro il tempo. Per la 2021, prossima Dolomiti Ski Line Dolomiti, le questioni da risolvere sono due, entrambi urgenti. Il futuro della sciovia delle Erte, bloccata al palo per carenza di documentazione della struttura tecnica della provincia, e il nulla osta per l'impianto del Col Torrent, scaduto il 7 gennaio, non ancora rinnovato e che di fatto rende inutilizzabile sia l'impianto che la pista. Con la provincia si è pensato di, dal momento che dobbiamo fare la pratica della Erde, dobbiamo appunto dare le integrazioni che ci sono state richieste, di inserire anche il discorso del Col Torrent, in maniera tale che poi quando si decide appunto di agire anche su quell'impianto si abbiano già le necessarie autorizzazioni per poter procedere. Tradotto, salvo nevicate di un certo rilievo in vista dell'imminente apertura della stagione invernale, si potrà sciare solo sulla Coca Bassa. Al tavolo convocato dalla provincia stamattina c'erano i tecnici della struttura urbanistica e mobilità, il comune di Belluno con l'assessore Franco Roccon e la società Nevegal 2021. La struttura tecnica di Palazzo Piloni ha motivato il rigetto del progetto della nuova sciovia delle Erte, che non potrà essere pronta prima della stagione 2025-2026, e spiegato le modalità operative per superarli. Tra le difficoltà incontrate dalla 2021, quella più rilevante riguarda la normativa di riferimento, differente da quella della Regione Lombardia, dove la società opera da anni. L'incontro di oggi è stato molto proficuo perché i nostri tecnici, assieme ai loro tecnici, hanno capito esattamente qual è la strada e quindi già da domani i nostri ingegneri saranno all'opera per dare tutto quello che la provincia ha richiesto. E dovete lavorare insomma a testa bassa? Dobbiamo lavorare a testa bassa, ma devo dire che la gente sta recependo e insomma anche quel progetto poi che è in corso appunto di sviluppo territoriale che va al di là delle piste, c'è uno sviluppo un po' più ampio insomma anche da questo punto di vista. Questo dunque il punto aggiornato al minuto secondo sulla questione del Nevegal, il punto di Tiziana Bolognani, e veniamo alla nostra programmazione, veniamo alla nostra rubrica che come sapete è partita, il tuo presepe, questi sono i numeri per partecipare: 351 17 55 340, come sapete il video che va fatto in orizzontale di almeno 20 secondi e che deve raccontare la vostra creazione sulla natività, come hanno fatto questa sera gli studenti della prima, terza, quarta e quinta della scuola primaria di Merlengo di Ponzano. La natività della parrocchia di San Michele Arcangelo di Barcon di Vedelago, il presepe di Simone Pontello di Musano di Trevignano e infine quello di Zeudi, Emili e Roberto Bett di Gaiarine. E noi ci salutiamo con queste immagini. Buona serata. Buon